La notizia della firma al decreto Protocollo Fanghi rappresenta un passaggio fondamentale per Venezia. È soddisfatto il sindaco Brugnaro, che ritiene questi interventi fondamentali per migliorare l'accessibilità al porto, ma soprattutto per ripulire il fondo dei canali e delle zone di navigazione che rappresentano l'unico elemento per garantire la mobilità della Venezia insulare. Sono passati tanti governi, sono passati tanti ministri, ma nessuno era riuscito a portare a casa il protocollo Fanghi e adesso finalmente, oggi possiamo dire finalmente ce l'abbiamo. Con questo protocollo si supera così la normativa risalente al 1993 e che era ora più che mai necessario cambiare. Uno strumento nuovo permette appunto di essere aggiornato, di essere al passo con i tempi e di dare risposte anche a quelle che sono le esigenze della portualità di Porto Marghera, ma anche di tutta la laguna veneziana, sia nel rispetto dell'ambiente, dell'ambiente lagunare, sia nel rispetto anche di chi in porto ci lavora. Concluso questo capitolo, il sindaco Brugnaro si augura la definizione del rifinanziamento della legge speciale.